Ben ritrovati dalla redazione. Ricordare Matteo Pittana profondi significati, la vicinanza alla famiglia, a partire dai genitori e dal fratello per una giovane vita stroncata e il monito che trasparenza e solidarietà devono prevalere anche nei momenti più terribili. Con queste parole l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha annunciato la sua partecipazione alla fiaccolata a Gemona per il ventenne morto nell'auto finita nell'Edra la notte del 19 febbraio 2024. Matteo, che si trovava sul sedile posteriore della vettura, rimase incastrato e perse la vita, mentre conducente e passeggero al suo fianco si posero in salvo. Il rimpatrio del cittadino tagico legato al terrorismo islamico, cui era stata rifiutata a Trieste la protezione internazionale e che era stato trattenuto al CPR di Gradisca, dimostra come i centri di permanenza per il rimpatrio siano strutture necessarie per garantire la sicurezza nazionale, lo ha affermato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. La retorica della sinistra viene smentita dai fatti. I CPR permettono di filtrare l'accesso nel paese di aspiranti terroristi. La riqualificazione della Casa della Gioventù di San Giorgio di Nogaro risponde alla volontà della Regione di promuovere centri di aggregazione che sostengono la vita delle comunità, con particolare attenzione ai giovani. Per questo è stato investito un importo di 300.000 euro su due distinte linee di intervento. Così si è espressa l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della struttura al termine dei lavori di sistemazione incentrati sull'eliminazione delle barriere architettoniche sul cappotto termico e i serramenti. Una notizia attesa da anni: il governo sloveno ha stanziato 30 milioni di euro per il rilancio del polo sciistico del Canin sul versante opposto a Sella Nevea. Lo ha annunciato con soddisfazione Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, commentando la lettera di intenti firmata tra il governo della Repubblica di Slovenia e il comune di Bovec. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: nuvolosità variabile, rovesce temporali a più riprese già dalla notte durante la giornata, possibile qualche temporale forte sulla costa, a tratti vento da nord o nord-est, in genere moderato, con qualche raffica più forte durante i temporali, temperature massime in calo. Per quanto riguarda le temperature minime, in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 19 e 22 gradi, le massime in pianura fra 28 e 30 e sulla costa fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.